Venezia Giulia, e quindi incontri dedicati a tutti gli eventi culturali e gli amori della cultura che promossi e sentiti nella nostra regione. Una regione il cui sviluppo, il cui amore per la cultura si è allargato al resto del mondo, in particolare dopo il terremoto. Sono passati pochi giorni dai 40 anni del terremoto. Dopo il terremoto c'è stato un vero sisma, una vera scossa anche nel cuore dei friulani e nel loro desiderio di uscire da se stessi. In realtà poeti, musicisti, insomma, erano pochissimi prima del terremoto. Dopodiché gli eventi hanno cominciato a moltiplicarsi, e gli autori, gli scrittori, insomma questa è una cosa molto bella, e questo anniversario un po' ce lo ricorda. Il modello Friuli, non soltanto il modello Friuli della ricostruzione, ma anche questa, insomma, a volte le scosse anche tragicamente servono. Questo è un libro di cui si parla, di cui si parlerà ora, che racconta del jazz protagonista nel cinema, nelle fiction, nella televisione, eccetera. Quindi personaggi veri e inventati. Questa è la prima domanda. Sì, risponde Guido Michelone, poi vi lascio il microfono. Sì, film inteso quasi come pellicola, addirittura nastro magnetico o file impalpabile. C'è la fiction e il documentario, purché l'immagine rappresenti la musica jazz. Quindi nel libro ho escluso di proposito le colonne sonore jazz in opere con contenuti diversi, come può essere un thriller, una commedia o altro. E ho escluso anche le musicazioni, i tributi sonori a film, eccetera. Ho fatto un libro proprio sui film di finzione o di documentario che trattano il sound afroamericano. Diciamo il titolo. Sì, il jazz film, semplicemente. Poi ha un sottotitolo. Ecco. Benissimo, allora buongiorno a tutti, io sono la presentatrice ufficiale di Guido Michelone, cioè ovunque c'è Guido Michelone ci sono io che lo presento, quindi anche oggi in questa prestigiosa location l'ho accompagnato per presentare questa creatura, il jazz film. Il vero conoscitore di jazz è il Guido, musicologo, scrittore, e soprattutto alla mia destra Stefano Zenni, anche lui musicologo, grande amante di jazz, organizzatore del Torino Jazz Festival, e quindi sono di fronte a due grandissimi conoscitori. Non ho altrettanta conoscenza dell'argomento e quindi mi limiterò a mediare questa piacevole e interessante conversazione. A Stefano Zenni si deve la premessa. Quando uno scrittore, un saggista scrive una premessa, lo fa perché crede nel libro, di cui ha già letto il manoscritto, insomma la prima stesura. Che cosa ti ha appassionato, cosa ti è piaciuto, che impressione ti ha dato il testo di Michelone? Intanto buongiorno a tutti, spero che si senta, sì, questa bolgia infernale. Dunque no, c'è la storia che poi può raccontare anche Guido, ma a questo punto la racconto io, è che questo libro esisteva già molti anni fa in un'altra edizione più ridotta, ed si era affermato fra, diciamo, gli appassionati come giustamente l'unico libro sul rapporto tra jazz e cinema pubblicato in italiano, e di conseguenza Guido praticamente il migliore, essendo l'unico, fatalmente. Io sono anche un grande appassionato di cinema, oltre che diciamo, occuparmi professionalmente di jazz, quindi ho letto il libro di Guido e l'ho apprezzato in modo avido, proprio perché per tanti appassionati di noi quel libro era una guida indispensabile, era un riferimento fondamentale da consultare continuamente. Poi Guido mi aveva informato che voleva fare un'edizione ampliata del libro, e allora io gli ho consigliato di mettersi in contatto con l'editore Arcana, che mi sembrava potesse essere l'editore giusto per questa nuova operazione. Quindi Guido ha poi
ampliato il volume e mi ha chiesto di scrivere una breve prefazione che io ho fatto molto volentieri, anche perché ci conosciamo insomma da tantissimo tempo, e mi è stato ricordato che hai anche mangiato a casa di mia suocera una volta. Ecco, io non me lo ricordavo, quindi mi devi un pranzo, insomma, che non mi hai ancora ridato. Questo è un libro, appunto, adesso Guido ci dirà meglio, ma è un libro in cui diciamo il taglio è molto particolare, perché vorrei che Guido ci dicesse quali sono i rapporti fra il jazz e il cinema, perché ci sono molte possibilità di associare il jazz con il cinema, musicisti che suonano sulla scena, documentari sul jazz, colonna sonora presa dal jazz in un film che magari è un thriller che non parla di jazz, biografie di jazzisti. Che tipo di taglio c'è qui dentro, Guido? Bene, intanto ringrazio anch'io l'editore Arcana, il curatore della collana Vincenzo Martorella e Angelo dell'ufficio stampa qui presente a nome della casa editrice di Roma. Ringrazio Stefano che mi ha un po' stimolato a ristampare questo libro dicendo che era anche molto richiesto dagli studenti, non si trovava più, e ovviamente passando 20 anni l'ho riscritto dando un nuovo taglio, allora eliminando, ma per motivi di spazio anche, le colonne sonore che sono importanti, no? Colonne sonore jazz di film non jazzistici, eliminando la musicazione, eliminando i tributi discografici al cinema e alla musica del cinema e, tra virgolette, limitandomi alla fiction e ai documentari, sia di cinema in 8, 16, 35 mm, sia di televisione e di video. Il che può sembrare qualcosa di rimpicciolito, ma il materiale è enorme. E anche qui ho operato un taglio ulteriore. Beh, nella prima parte c'è un'analisi storica, nella seconda ho preso in considerazione 120 film, il doppio rispetto all'altra volta, e li ho suddivisi per tematiche, seguendo anche in parte un percorso cronologico, però in questa seconda parte si può notare meglio come il jazz sia stato, anche qui tra virgolette, interpretato in varie maniere, con diverse tipologie, diciamo stilistiche, a livello registico cinematografico, e quindi c'è la divisione nelle biografie, quelle classiche hollywoodiane e quelle contemporanee che hanno proprio un linguaggio di immagini diverso. Ci sono i film sperimentali dove si cerca una sinestesia tra immagine e musica. Ci sono i documentari, anche qui divisi in biografici, d'ambiente, di suggestione, di storia. Ad esempio ce ne sono due molto belli sui rapporti tra jazz e nazismo. Ci sono i cartoon che sono un'altra cosa ancora, c'è la televisione che anche qui possiede un altro linguaggio audiovisivo. Questa è un po' la distinzione, anche se poi diciamo le tematiche o i macro generi sono due, fiction e documentario. Guido, posso fare una Sì. domanda? Gli appassionati di jazz in genere, quando vanno al cinema e vedono film dove c'è il jazz o che sono biografie di musicisti o documentari, salvo pochissime eccezioni, penso che so al documentario su Thelonious Monk, in genere sono sempre molto scontenti, no? Cioè, aspettiamo sempre l'arrivo del messia, cioè di un regista che tratti finalmente il jazz a livello cinematografico come ci aspetteremmo. Ecco, secondo te questa cosa è vera? Cioè, la qualità dell'uso del jazz al cinema è davvero sempre così deludente o spiazzante? Allora, sul piano cinematografico no, i film sono belli proprio come spettacolo. Se cerchiamo una verità storica, allora sì, possiamo avere dei dubbi, soprattutto nella fiction, però è un problema che riguarda tutto il cinema, cioè nessuna biografia storica sarà mai perfetta,
nemmeno i film di Attenborough su Gandhi, troveremo sempre qualcosa di estraneo che non va, no? È un po' quel settorialismo che mi ricorda le censure, tra virgolette, di un medico di una commissione cattolica per il cinema. Lui da medico interpretava tutti i film alla luce della correttezza del linguaggio medico, no? Allora poteva essere la corazzata Potionkin, no? Il sorpasso di Dino Risi, ma se gli davi la pastiglia sbagliata, quello era un film negativo, no? È chiaro che, non so, accordi e disaccordi di Woody Allen ha un Champagne che non sa suonare la chitarra, la diteggiatura è sbagliata, però è un bel film, è un film comico. C'è un altro esempio che Sì. di questi giorni, Sì. è appena uscita, come saprete, negli Stati Uniti, una pseudo biografia di Miles Davis, scritta e interpretata e diretta da Don Cheadle, e sui forum di musicologi jazz il film è già stato cassatissimo, criticatissimo, per un motivo: che il modello di tromba che Miles Davis usa in quelle sequenze all'epoca non esisteva, e quindi questo per me già, diceva qualcuno, fa scomparire il film, che è un po' appunto un po' una sciocchezza. Certo, ci sono film con degli errori storici madornali. Io ho stroncato, e non sono uno facile alle stroncature, 7 ottavi, che è un film bruttissimo dove la storia è inventata, ma non dico altro. Però normalmente, ad esempio, gli americani sulla ricostruzione storica, Sì. Non eravamo noi, mi dicono dalla regia. Secondo me sbagliano alcuni appassionati a giudicare un film, dicevo, sbagliano alcuni appassionati di jazz a giudicare un film esclusivamente attraverso il registro della correttezza filologica dal punto di vista musicale o biografico, proprio perché è fiction, bisogna appassionarsi un po' a quella che è l'umana avventura. Diverso è il discorso sul documentario, dove, lo dice la parola, bisogna essere documentati, e se racconti la vita di Thelonious Monk devi sapere esattamente quando e dove è nato e non spostare una virgola della verità. Senti Guido, nel libro io nella prefazione metto in evidenza uno dei tanti problemi che legano il rapporto fra il jazz e il cinema, cioè il fatto che sono due arti che usano il tempo in modi molto diversi. Mi spiego meglio. Il tempo del jazz è un tempo del vissuto immediato, cioè mentre io suono, creo in tempo reale, e quindi il flusso della vita coincide col flusso dell'arte, sostanzialmente. Il tempo del cinema è invece un tempo completamente artificiale, costruito al montaggio, con salti temporali, salti ambientali. Insomma è una costruzione. Questa doppia temporalità, in genere, queste due temporalità fanno a cazzotti, cioè il cinema ha un suo ritmo che è dato dal montaggio e un suo modo di scandire il tempo, che lo sappiamo è molto elastico. Una sequenza che nella realtà potrebbe durare 2 secondi, al cinema può durare 4 minuti e viceversa. Mentre il jazz ha questa coincidenza tra la vita e la creazione. Ecco, vedendo questo problema, come è stato trattato il flusso musicale nel cinema, sia di finzione sia nel documentario? Sì, ma dunque anche qui abbiamo una casistica completamente diversa. Per semplificare, diciamo che nel documentario si cerca il repertorio.
Cerchiamo di... Voi mi sentite là? Sì, anche così? Sì. Allora, dicevo, il problema nel documentario quasi non si pone perché basta inserire un filmato storico, no? I documenti d'archivio. Oppure se il jazzman studiato e ancora vivente si cerca di farlo suonare, no? La musica presente nel film non è quasi mai musica sul posto, non è mai il suono in, e anche lì una colonna pre-registrata che si aggiunge dopo, con tante varianti e variabili. Pensiamo a film che hanno utilizzato il repertorio originale del personaggio filmato, non so, Bessie per Bessie Smith, però facendo cantare questo repertorio dall'attrice. Nel caso di Bessie è una rapper, Queen Latifah. Oppure si arriva anche in Around Midnight il jazz è lo stesso del protagonista, no? Dexter Gordon più un insieme coordinato da Herbie Hancock. Oppure si arriva a queste strane soluzioni come in Bird, in cui gli assolo originali di Charlie Parker vengono presi, estrapolati, fatti sentire in cuffia da un gruppo di jazzmen di oggi, almeno di quando fu girato nell'86, coordinati da Lenny Niehaus, e si suona sopra per ottenere semplicemente l'effetto stereofonico che diventa Dolby Stereo nel cinema, e quindi rendere più spettacolare la cosa, verso la quale si è gridato allo scandalo, no? Per quanto riguarda soprattutto i critici musicali. È chiaro che, permettimi una digressione, sono due arti molto diversi. Io ragionavo prima in macchina, mentre arrivavo qui, su quali sono le arti più vicine al jazz, cioè che hanno raccontato il jazz. Beh, innanzitutto il jazz è stato raccontato molto poco, quasi nulla in teatro, poco nella narrativa, a spizzichi nel noir. Bergoglio ha fatto un lavoro certosino splendido in questo senso, lo presentano domani. È stato raccontato poco in pittura, tutto sommato. Dove è stato raccontato di più e meglio? Nell'arte più distante dal jazz, che è la fotografia. La fotografia rispecchia in pieno l'immaginario jazzistico, ma la fotografia è un'arte dello spazio, muta, senza suono, statica, fissa, però se tu che ne so, pensi a Lester Young, pensi al suo fraseggio cool, ma pensi anche alla sua immagine in bianco e nero di lui col sassofono tenore tenuto di traverso, oppure Armstrong al faccione sorridente. Ecco, il cinema viene immediatamente dopo, perché ha regalato innanzitutto le testimonianze video, quindi audiovisive, video o cinematografiche, che più si avvicinano alla realtà vera, cioè a quella del concerto. Anzi, potremmo dire che il supporto ideale per studiare il jazz potrebbe essere in futuro il DVD e non più il disco, perché almeno vedi i jazzisti all'opera, anche se le registrazioni fatte apposta per questo motivo, ad esempio nel cofanetto in cui c'è la doppia versione CD-DVD, a volte lasciano a desiderare. Ci sono delle nuove serie televisive molto costruite che lasciano lo spettatore completamente freddo. Penso alle solo session, quelle canadesi, che secondo me non sono riuscite sul piano comunicativo. Quindi il discorso è aperto perché c'è questa enorme differenza. Il cinema di fatto è post-produzione, no? Il jazz è hic et nunc. Scusate, ma io avevo una domanda per tutti e due, che è questa.
proprio il cinema non potrebbe diventare un interessante supporto per la divulgazione della musica jazz, che peraltro è una musica, io continuo a definirla difficile, in cui l'empatia c'è ogni tanto, è senz'altro una musica che ha una carica emotiva ma che non si avverte sempre. Poi il jazz è talmente ampio, trasversale, nei tempi, nei generi e quant'altro, che la definizione diventa difficile. Allora io, che ragiono un po' con l'ottica dell'insegnante che prevarica sempre il mio pensiero, per rendere più divulgativo il jazz, forse che la fiction, la cinematografia non potrebbero essere strumenti efficaci? Io penso di no. Penso di no perché non credo che ci si appassioni a una musica o si comprenda una musica passando magari attraverso una cosa che, come diceva Guido, poi alla fine è altrettanto artificiosa, cioè giocata sulla post-produzione. Io credo che la musica, come il jazz, come qualsiasi altra musica, si impara ad apprezzarlo ascoltandolo, di persona, andando ai concerti, ascoltando le cose più diverse e via via trovando la propria strada nel gusto. Lei dice per esempio che il jazz è una musica difficile. Io, per dire, l'ho cominciato ad ascoltare a 13 anni e non l'ho mai trovata difficile, quindi forse perché c'è una predisposizione, per altri è un incontro problematico, per altri è un incontro che viene gradualmente con il tempo, però mi sembra difficile che qualcuno possa appassionarsi al jazz perché vede la biografia di Louis Armstrong sullo schermo o un documentario di un festival. Per esempio, faccio un altro esempio, io ho avuto un trauma adolescenziale quando un mio zio mi ha portato a 13 anni a vedere un concerto di Mingus. Non mi ricordo niente, se non che fu un'esperienza epocale. Allora, cioè, sono andato lì, sono stato investito dalla musica, poi magari poteva non piacermi, poteva anche non piacermi quella musica, però è stata un'esperienza, ecco, un'esperienza sensoriale che tu vivi sul posto a contatto con i musicisti. Anche l'importanza che nel jazz ha il disco, per dire. Il disco è fondamentale, ma io diffido delle persone che passano il loro tempo ad ascoltare i dischi e non vanno ai concerti. Perché la musica riprodotta o il cinema sono un prodotto degli ultimi 100 anni di storia. Noi facciamo musica da 100.000 anni, da quando siamo Homo sapiens, 100 anni di arte riprodotta, sì, sono importantissimi, però se io dovessi dire a qualcuno, mi è capitato ieri con un allievo al conservatorio, che diceva che lui non capiva l'opera lirica, gli ho detto: ma sei mai stato a teatro? No. E allora non puoi neanche parlare, no, non gli ho detto così, però la reazione voleva essere, cioè non puoi neanche aprire bocca, prima vai a teatro, come è successo ad una mia allieva, che abbiamo incontrato una volta in teatro a vedere il Guillaume Tell in una versione bellissima, e questa aveva gli occhi che brillavano, dicevano: ma l'opera è così? E detto, sì, se ci vai, sì, l'opera è così. Dunque, io non sono così pessimista, Lo so. se penso che in questi giorni un settimanale di cui non faccio il nome sta pubblicando in DVD la musica classica spiegata da Leonard Bernstein. Saranno 25 puntate selezionate, perché lui ne fa di più. Ecco, quello è stato un tentativo splendido, riuscito magnificamente, la summa della divulgazione musicale. Purtroppo non c'è un equivalente per la storia del jazz o per la storia del rock o di altri generi. Marsalis ha fatto delle trasmissioni televisive che io non ho potuto vedere, le ho citate perché dovevo chiudere in fretta il libro. C'è, ed è discreta, che tra l'altro distribuita sempre con quel settimanale, Jazz Istruzioni per l'uso di Massimo Nunzi, e anche lì la fortuna vuole che sia un jazzman a parlare, poi la regista è Elena Somaré. Ci sono stati casi come Jazz Casual,
dove però in America trasmissioni molto belle, ma si limitavano al concerto e a una breve introduzione, oltretutto concerto in studio dove alcuni musicisti erano un po' trattenuti e in difficoltà. Serve soprattutto se non c'è la musica a portata di mano, no? È vero che l'esperienza live è fondamentale. Anch'io ho presente un concerto di Sonny Rollins ad Alassio come esperienza assoluta, o quasi, e via dicendo. È anche vero che noi, almeno la nostra generazione, non ha potuto vedere, e dico vedere, non solo sentire, Louis Armstrong, Duke Ellington, Monk, Lee Morgan e così via, no? E quindi il disco e anche l'immagine serve. Io ad esempio agli studenti, ai miei studenti faccio vedere molti DVD, perché non devono solo ascoltare, devono vedere anche le facce dei jazzisti, i volti, i corpi, come suonano, come erano suddivisi in concerto. E in quel senso il documentario è importante, anche se non sempre il documentarismo riesce a cogliere bene la realtà. Cioè c'è stato un periodo in cui era di moda documentare l'evento. È un film come Jazz in un giorno d'estate emblematico. Perché? Perché la cinecamera inquadra molto di più il pubblico che non i musicisti, e noi ci perdiamo la diteggiatura di Armstrong o di Thelonious Monk, mentre vediamo questo pubblico un po' fighetto di Newport che sorride o balla, eccetera eccetera. Oppure i vecchi filmati degli anni 80 di Umbria Jazz della Rai avevano solo 2 telecamere e la documentazione un po' parziale, cioè campo lungo e qualche primo piano. Ci vorrebbero tante telecamere, e poi magari adesso col multimedia la possibilità di selezionare, avere anche le note scritte che si susseguono, sono tutte potenzialità che per motivi di mercato e di costo non sempre arrivano. vengono. Io non capisco perché per ogni genere di musica oramai, con i potenti mezzi che abbiamo, intermirifica li chiamava un papa, tra le cose meravigliose come gli audiovisivi, non si faccia scorrere le note trascritte, che per un musicologo sono importanti. Ecco. Prego, no. Senti, volevo spostare un attimo il discorso su un altro campo che è meno conosciuto, ma che secondo me è molto fecondo, è quello del rapporto tra il jazz, anzi, quello che sto per dire tra l'altro lo devo a Guido, perché era un campo che io non conoscevo finché non lessi la prima edizione del Jazz Film. C'è il rapporto tra il jazz e il cinema sperimentale, perché lì c'è una libertà che nel cinema narrativo e perfino nel documentario non c'è. E tu, fin dalla prima edizione del libro, hai esplorato e ci hai fatto conoscere anche una serie di autori come McLaren o altri che hanno lavorato sul rapporto tra jazz e, a questo punto direi non proprio cinema ma immagine, no? Immagine in movimento. Sì. Ci puoi dire qualcosa su questo? Certo. Sì, stavo chiedendo esattamente la stessa cosa, perché quando parlavo di livello divulgativo intendevo proprio di avvicinare le persone che in genere al jazz non si avvicinano. A me è venuto in mente quell'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso al Jazz Day Festival, dove tu hai procurato qualche cosa di cinema alternativo, se ti ricordi, e dei brani di docufilm su cantanti di jazz, creando un'energia emotiva da parte di chi assisteva a questo spettacolo notevole, che magari non era gente appassionata di jazz, che conoscesse il jazz, ecco, in quel senso. E mi ricollego a questa cosa del cinema sperimentale, che era stato interessante davvero, fatto in quel modo. Beh, scrivendo il libro la prima volta, appassionandomi anch'io, riscoprendo un po' tanto le cose studiate qui a Torino in università con Gianni Rondolino, che era il massimo esperto di cinema d'animazione. Ricordiamo che è scomparso poco tempo fa, purtroppo. Sì. Sono anche entrato in contatto con un cartoonist italiano, riminese, molto bravo, Riccardo Maneglia,
con cui ho iniziato a collaborare. Manelli aveva fatto degli splendidi corti come dei videoclip con tecniche sperimentali dedicati a brani di Mingus, Bud Powell, Miles Davis, poi ne ha fatti altri su Armstrong, Parker, Albert Hammond su mio invito, e con lui abbiamo tentato di fare una storia del jazz a disegni animati. Siamo arrivati a 25 minuti in 10 anni, 25 minuti, e dunque abbiamo appena iniziato lo swing, e la cosa ha avuto dei tempi morti perché era tutta, diciamo, autoprodotta, disegnata a mano, poi ovviamente rielaborata un po' al computer in uno stile di alpha animation, quindi un qualcosa che ricorda un po' un Hugo Pratt con un po' di ritmo visivo, con i dischi originali, e quello voleva anche compendiare un po' le due cose di cui abbiamo appena parlato, l'avanguardia ma anche un po' la didattica, perché è un film che è sempre piaciuto quando l'abbiamo proiettato. Lui poi è stato invitato a Denver nell'unico Jazz Film Festival che oggi esiste, non ha commento parlato, solo delle didascalie molto brevi che ho scritto, e quello può essere un avvicinamento. Poi sul discorso avanguardia cinematografica e musica sperimentale, jazzistica soprattutto, ma anche non sperimentale, il discorso è aperto, perché fin dagli anni 20, quando sono state messe in scena certe musiche di Duke Ellington o di James P. Johnson, alle spalle c'erano registi che avevano lavorato anche a Parigi, che avevano conosciuto il cinema d'arte surrealista, e quindi anche solo dal taglio delle inquadrature, dal montaggio c'era molta ricerca. Poi però bisogna aspettare proprio l'intervento degli avanguardisti, di un Hans Richter o di un Feininger, eccetera, che tentano di dare un ritmo visivo passando attraverso la visualizzazione spesso astratta di alcuni brani jazz. Il jazz che utilizzavano negli anni 20 i tedeschi non era proprio jazz, era jazzetto, era musica da ballo. Discorso molto più, se vogliamo, innovativo dal punto di vista jazzistico si deve a Norman McLaren, che collabora direttamente con Oscar Peterson in quello che è il capolavoro, in questo senso. Big on Dalker sono 8 minuti di una intensità, di un action painting animata che è incredibile. Tra l'altro, Guido, quando tu scrivesti il libro, diciamola questa cosa, perché per esempio quando tra la prima e la seconda edizione del libro c'è di mezzo un cambiamento epocale che si chiama YouTube. Sì. Cioè quando Guido scrisse la prima edizione del libro, quello era un libro da leggere, cioè io leggevo e dicevo ma chissà come sarà questa roba, ma che bello, chissà come sarà. Oggi abbiamo questa fortuna notevole di poter vedere anche le cose più rare, e credo che questo sia fondamentale, no, per la divulgazione di questo materiale. Certo, io sono entrato in crisi quando ho dovuto riaggiornare il libro, perché le opere erano tante. Io non ho voluto analizzare in assoluto i 120 film più belli, ho voluto dare degli esempi o delle esemplificazioni. Per ogni sottogenere, da me più o meno inventato, ho scelto delle immagini esemplari, e attraverso YouTube ho visto finalmente quello che cercavo da anni. In più le novità sono molto aumentate, perché adesso anche chi fa il filmino col telefonino al concerto, non so, Umbria Jazz, quando suona Keith Jarrett, quando suona Jarrett no, perché non suona se non ritirano i telefonini, mi è capitato 3 anni fa, ma ad esempio già i musicisti dei giorni successivi lo permettevano, insomma, e quindi postare anche quello può avere un suo significato. Purtroppo non c'erano
macchine da prese o videocamere, quando in Jam Session Fred Buscaglione ha duettato con Louis Armstrong qui a Torino, e quello ci manca, ma non c'erano neanche i magnetofoni. E in rete ci sono anche opere serie, anche opere storiche che ho consultato, devo dire. Qualcosa ho comprato in DVD perché l'edizione migliore, la definizione Certo. dell'immagine è meglio, ma mi sono giovato ampiamente. Senti, un'altra cosa, uno dei temi di oggi, e io più tardi presenterò il mio libro nuovo, mi faccio un po' di pubblicità, lì allo Spazio Autori, è quello del razzismo. Sì. E credo che il cinema, in particolare il cinema statunitense, abbia pesantemente condizionato l'immagine del jazz per il razzismo che è stato endemico ad Hollywood per decenni. Faccio un solo esempio per chi non è addentro alla materia. Hollywood non ha mai prodotto una biografia del più grande jazzista di tutti i tempi, Louis Armstrong, ma ha prodotto una biografia di Red Nichols, che è un musicista minore degli anni 20, molto minore degli anni 20, che si è un po' ispirato ad Armstrong. E c'è una scena in cui Armstrong duetta, non mi ricordo più l'attore con il rosso, Danny Kaye, Danny Kaye, che sì. poi è un comico che fa la Sì. parte di Red Nichols. Tra l'altro è una scena memorabile, Sì, sì. bellissima, in cui praticamente quel film che è stato dimenticato viene visto solo per quella scena. Ecco, ci puoi dire qualcosa su questo aspetto, Sì. diciamo, delle biografie o del razzismo, Sì, comunque di sì. come ha condizionato Sì. la percezione del jazz? Ma, guarda, proprio ieri abbiamo rivisto con gli studenti il documentario Lady Day di Gary Giddin su Billie Holiday. A un certo punto nel documentario, che è abbastanza bello, viene intervistata come unica cantante assieme a Annie Ross Carmen McRae, che aveva conosciuto Billie Holiday. Carmen McRae racconta che quando nel 1947 uscì il film La città del jazz di Alfred Lubin, New Orleans in lingua originale, Billie Holiday faceva la cameriera, la sguattera, e la gente di colore si rifiutò di andare a vedere il film dicendo: ma come, Billie Holiday oggi è una diva, era la cantante jazz più pagata dell'epoca e tu, regista, le fai fare la sguattera? Era un'assurdità. Questo mi sembra emblematico, no? Di un po' tutto il sistema hollywoodiano, dove nei film bianchi in genere i neri facevano i lavori più umili, non erano mai protagonisti. E infatti, per vedere i grandi del jazz in azione nel cinema sonoro degli anni 30 dobbiamo estrapolare questi camei di Armstrong, Fats Waller e via dicendo. Non solo Red Nichols, ma se tu pensi il grande fenomeno del biopic degli anni 50 ha solo un musicista nero, che è William Christopher Handy, interpretato da Nat King Cole. Tutti gli altri, da Gene Krupa, Glenn Miller, Benny Goodman, sono tutti bianchi. C'è voluto molto per sdoganare il problema. Ma ancora un film molto bello come Pete Kelly Blues, che è un film sulla mafia, uno dei rarissimi film sui rapporti mafia-jazz. La Fitzgerald ha una parte minore e canta in una baracca per neri, non è nella hall di un grande albergo o nella pizzeria importante dove invece suona il protagonista. Senza contare il problema proprio del colore della pelle, perché vorrei ricordare che in questi giorni infuria, soprattutto negli Stati Uniti, una polemica per il nuovo film su Nina Simone, perché Nina Simone aveva la pelle scura, è stata presa una bravissima attrice che si chiama Zoe Saldana, che però ha la pelle chiara. Allora, dovete sapere che a Hollywood le attrici nere con la pelle chiara lavorano di più delle attrici nere con la pelle scura, e in genere i personaggi con la pelle chiara, cioè le attrici con la pelle chiara, hanno ruoli positivi, mentre più è scura la pelle, più il ruolo diventa negativo. Però non solo quindi è stato accusato la produzione è stata accusata di aver preso un'attrice dalla pelle chiara per interpretare una cantante dalla pelle scura,
Ma quel che è peggio, hanno fatto una cosa che si faceva negli anni 30 e 40, le hanno scurito la pelle. Sì, Ancora oggi come sì, c'è un film degli anni 30, Check and Double Check, in cui i musicisti dell'orchestra di Duke Ellington, che sono neri, appaiono dentro il film, ma nell'orchestra di Duke Ellington c'erano due neri dalla pelle molto chiara, il trombonista Juan Tizol e il clarinettista Sì. Barney Bigard. Se vedete i fotogrammi sono nerissimi, gli avevano dipinto la faccia di nero perché non si poteva vedere un bianco suonare in mezzo ai neri. C'è un altro dettaglio, Guido, che Sì. io ho notato fermando Sì. il fotogramma: Sì. a Juan Tizol Sì. gli hanno tolto gli occhiali, Ah, perché evidentemente un nero con gli occhiali sa sì. troppo di intellettuale. Lui aveva gli occhiali, suona senza occhiali, con Ma- la pelle scurita e senza occhiali. Sì, c'è da dire poi che in America dal 30 fino al 60 vigeva questo codice AIS. Il signor AIS era un cattolico molto dentro all'industria hollywoodiana, e con il consenso degli ebrei, che era un'altra lobby di potere nel cinema, stilò un codice comportamentale con delle regole veramente assurde. Era vietato parlare di divorzio, le scene di sesso erano proibite, ma anche come dire, l'approccio fisico tra due persone grasse, ovviamente anche rapporti interrazziali. Fa veramente ridere anche l'omosessualità, la bisessualità, erano tutte cose interdette. Tant'è vero che in questo senso dobbiamo ringraziare un film come Bessie, che ha il coraggio di presentare l'omosessualità femminile, che tra le artiste nere era presente, era la norma o la prassi. Posso aggiungere anche che di recente ho rivisto al cinema Anatomia di un omicidio, che ha una delle colonne sonore più straordinarie, scritta da Duke Ellington, e quel film fu uno dei film che segnarono la fine del codice Hayes, perché proprio un film legato al jazz, perché era un film in cui si raccontava di uno stupro e si pronunciava continuamente una parola che fino a quel momento a Hollywood era proibita: mutandine. Tant'è Sì, vero che c'è proprio sì. una scena in cui il giudice dice: ma chiamiamo le cose con il loro nome, mutandine, le furono sfilate le mutandine. La parola più classica, io me lo ricordo da bambino vedendo i film in televisione, è sgualdrina, una parola che non ho mai sentito, la sgualdrina. Nella realtà sì. Poi era la mignotta o la bagascia, diciamolo pure apertamente. Anche perché, ma qualcuno diceva, ma deriva da Shakespeare, ma Shakespeare usa harlot, che vuol proprio dire puttana. Sì, sì. Ma sì, sono film che proprio alla fine degli anni 50 sdoganano certi tabù. Un altro che aveva una bellissima colonna sonora di Jerry Mulligan è Non voglio morire, I Want to che è Live. un film di fatto contro la pena di morte, dove si mostra proprio l'esecuzione in una camera a gas di una donna, e quel film fece molto scalpore perché fece prendere coscienza, tant'è che di lì a poi la pena di morte negli anni 60 venne abolita in quasi tutti gli state, salvo poi essere reintrodotta con Reagan e così via. Certi film hanno contribuito, anche L'uomo del Banco dei Pegni, che era la colonna di Quincy Jones, che mostrava una donna nera peraltro completamente nuda, e non era un film vietato in America, mentre ancora oggi se una ragazza è in topless il film è vietato, non so se ai 16 o ai 18. Ed è curioso che tutto questo peccato, diciamo così, il peccato il crimine siano comunque sempre associati al jazz, no? Sì, Cioè c'è questa sì. associazione quasi costante. Difficilmente il jazzista è un personaggio positivo, è un personaggio di successo, a meno che non sia bianco. Se è Certo, nero è sì. maledetto, è sfigato, è drogato, si Sì. suicida, gliene succedono tutti i colori, è un omicida, un criminale. Sì. Oppure un bonaccione. Oppure un Sì, fessacchiotto, è il sì. vecchio cliché del minstrel, è un Sì, fessacchiotto. sì, sì. Io direi, per finire, cominciando dall'inizio della tua presentazione e del tuo saggio,
il caso del cinema sonoro che nasce proprio con il cantante jazz, con quindi il collegamento diretto. Un po' il paradosso, no? Riguardo quello che tu dicevi prima della difficoltà di conciliare le due arti. Sì, ma questa è l'ennesima dimostrazione di razzismo imperante, cioè si arrivava addirittura a presentare, ma già a fine 800, questi minstrel show dove i bianchi facevano la caricatura del povero negro, parlando così, tingendosi di nero fumo la faccia e lasciando i labroni bianchi. Ma, paradosso del paradosso, ci furono i minstrel neri che facevano la parodia dei bianchi parodizzanti. Il titolo di questo film, anche in originale The Jazz Singer, fu dato perché il jazz era di moda in quegli anni. Siamo nel 27, l'età del jazz di Francis Scott Fitzgerald, mentre la musica che si suona è pop song, ragtime, musica minstrel, che era interpretata da Al Johnson, un bravo cantante di avanspettacolo, diremmo oggi, al massimo di musical, perché poi lo si vedrà nella biografia su Gershwin, Rhapsody in Blue, dove fa se stesso. È interessante che sia il primo film sonoro, un film sul jazz, perché secondo me i migliori contributi che gli Stati Uniti hanno fornito all'arte sono stati il jazz e il cinema hollywoodiano, cioè i più originali. Poi ci sono molte altre cose. Tu sei d'accordo? Assolutamente sì, non dico niente che sono d'accordissimo. Grazie. Beh, naturalmente se ci sono domande, una magari, che è tardi. Lui? No, ma di solito è uno che dice la voglio fare, non che uno dice falla tu. È un Però... po' timido, un po' timido. Una ve la faccio perché, guarda caso, quasi sempre c'è sempre il più vecchio che arriva. Allora, si era parlato che si attende sempre un regista che sia il nuovo messia. Io ne avevo già individuati due, che però li ho individuati come i due ladroni. Il Gesù Cristo non c'è ancora stato. E i due sono Louis Malle, francese, e il film Ascensore per il patibolo, con la colonna sonora registrata in diretta da Miles Davis, e l'altro invece è Clint Eastwood, che ha fatto qualcosa di buono per cercare di rappresentare quella che è l'essenza del jazz nel cinema. Il discorso della divulgazione di cui parlava Betty mi trova molto molto freddo, per non dire scettico, perché in fondo io ritengo che la visione di certe cose che non sono proprio connaturate allo svolgimento hic et nunc della musica è alquanto disturbante. Fa perdere molto l'interesse in quella che è la performance musicale, che nel jazz sappiamo che è tutto, vuoi dall'innovazione all'improvvisazione, eccetera, eccetera. Per cui di conseguenza io concludo con una cosa, che è assolutamente un libro da leggere, se vogliamo farci una cultura, perché al giorno d'oggi che la cultura ci passa sopra o ci passa davanti ad uno schermino minimo che poi non lascia niente, almeno lì il libro ti dice qualche cosa, ti dà gli agganci per andare a cercare certe conferme, e avendolo sotto mano hai sempre la possibilità di andare a rivedere un qualche cosa e creare degli agganci. Quindi la mia è stata più una considerazione Sì. che non una domanda. È un ringraziamento ovviamente all'autore e all'amico Stefano che ha fatto la prefazione. Grazie. Ecco, a proposito di Clint Eastwood, consiglio anche per la didattica un documentario che ha filmato, si intitola Piano Blues. In realtà è una storia del pianoforte jazz. Bene, bene. A proposito di quello che diceva i neri che devono essere più neri sono, più cattivi sono,
I telefilm devono essere molto più avanti, perché in realtà nei telefilm ci sono un sacco di nere giudice, neri poliziotto, neri, quindi il telefilm è più avanti del cinema oggi. Bene, grazie a Guido Michelone, autore del Il Jazz Film, Jazz, Cinema e Musica Afroamericana. Questo incontro, grazie a Stefano Zeni, grazie alla signora di cui ho dimenticato il nome. Elisabetta Perfumo. Elisabetta Perfumo, anche questo incontro come quello di ieri dove si è parlato di Jazz and Wine organizzato dal Circolo Culturale Controvento, vi ringraziamo, vi mandiamo a pranzo se volete e ci vediamo nel primo pomeriggio alle 14:30 con il prossimo appuntamento. Saluti a tutti. Grazie a Gloria Grazie della a voi. presentazione.